Tiene sanzioni per oltre 1,5 milioni di euro inflitte dalla Guardia di Finanza di Vicenza a carico di un titolare, di un dipendente di un money transfer e a 187 clienti che hanno effettuato operazioni di trasferimento di denaro irregolare all'estero. E quanto è emerso dalla recente attività di controllo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo effettuato dalle Fiamme Gialle. Nel mirino dei finanzieri della tenenza di Tiene l'attività di un cittadino pakistano titolare di un'agenzia di trasferimento di denaro all'estero con 2 sedi nel nord-est, una a Merano, l'altra a Tiene. Esaminate circa 35.500 transazioni effettuate nel 2021 e nella prima metà del 2022. La Guardia di Finanza ha individuato 235 operazioni che hanno trasferito in Marocco, Pakistan, Bangladesh e India quasi 400.000 euro frazionati in più versamenti in maniera irregolare, aggirando la normativa antiterrorismo vigente.